Presidente Serracchiani, il Friuli Venezia Giulia all'Expo rappresenta un po' le grandi filiere. Beh, diciamo che devo dire Expo è, come abbiamo sempre detto, una straordinaria piattaforma per presentarci e anche una vetrina. Nel nostro caso è una vetrina dinamica perché le nostre filiere sono visibili, mi riferisco in particolare a quella della vite, così come anche al cluster del caffè dove siamo in questo momento. Insomma, siamo una regione che contiene davvero eccellenze agroalimentari che fanno onore a questo Expo 2015. Il Friuli Venezia Giulia con ERSA rappresenta qui a Milano all'Expo il meglio delle proprie produzioni. Sì, noi abbiamo fatto però una scelta di campo molto pragmatica e concreta e vogliamo sfruttare, diciamo così, tutte le opportunità che ci dà Expo. Quindi abbiamo oggi inaugurato il nostro spazio, che è lo spazio diciamo più piccolo per essere presenti in Expo, però devo dire che è uno spazio davvero caratteristico che sintetizza le nostre tante culture, i nostri tanti tasselli del mosaico. Non a caso c'è anche il mosaico in questo nostro piccolo sito e d'altra parte però vogliamo sfruttare queste opportunità che ci dà Expo facendoci conoscere, quindi è molto importante la presenza dei ragazzi, degli studenti dell'università che sono i nostri ambasciatori e sono ambasciatori che ci permettono di avere un contatto diretto e continuo con le delegazioni straniere, cinesi, giapponesi, americani, alcune sono già venute in visita in Friuli Venezia Giulia, altre le incontriamo qui, è l'occasione per presentarci, presentare i nostri prodotti, le nostre eccellenze, il nostro patrimonio culturale, enogastronomico, agroalimentare e anche ovviamente presentarci come territorio. Dunque anche un'Expo che si è spostata fisicamente anche in Friuli Venezia Giulia. Sì, devo dire che questa è stata la parte forse più efficace del nostro percorso e di quello che abbiamo fatto, cioè noi siamo riusciti in qualche modo ad avere la nostra presenza ad Expo non soltanto a Milano ma a trasferire un pezzo di Expo anche in Friuli Venezia Giulia e devo dire che le tante iniziative che abbiamo fatto, e non mi riferisco solo ad area di Friuli Venezia Giulia ma anche alle iniziative che abbiamo fatto con i comuni della nostra regione, con le imprese della nostra regione, la presenza dal consorzio del prosciutto di San Daniele ad oltre 300 etichette di vino che in qualche modo sono un altro pezzo della nostra cultura, le barbatelle di Rauscedo, della Bassa Friulana, insomma siamo riusciti in qualche modo a far sì che la nostra regione ricevesse anche proprio direttamente gli effetti, i benefici di Expo. Beh, queste sono le giornate delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia all'Expo, credo che abbiamo in queste giornate, soprattutto oggi, avuto occasione di dimostrare l'eccellenza, la capacità di trasformazione, la capacità di dare valore aggiunto agli straordinari prodotti della nostra regione. Abbiamo lo stand ovviamente che riguarda la vitivinicoltura, ma abbiamo anche lo stand che riguarda il Friuli Venezia Giulia, che credo abbia un titolo che secondo me è veramente emblematico ed azzeccato per la nostra regione, le radici della biodiversità. Noi abbiamo tantissimi prodotti, dalle barbatelle al prosciutto di San Daniele, a una serie di filiere di trasformazione agroalimentare che ci stanno portando secondo me ai vertici mondiali. C'è ancora molta strada da fare, ma la materia prima, mai come in questo momento credo sia il termine esatto, la materia prima è eccezionale. Se riusciamo a fare squadra, credo che una vetrina come l'Expo, ma anche la capacità dei nostri produttori di lavorare insieme, come hanno dimostrato in queste giornate, siano una straordinaria occasione per la nostra regione.